Sabato 6 settembre alle ore 17 in piazza Ravanusella sarà presentato il progetto Tutti insieme per un Agrigento normale, promosso da Giuseppe Di Rosa. Nelle settimane scorse, attraverso i precedenti comunicati e articoli, comunica Di Rosa, abbiamo illustrato i punti principali della piattaforma: la nascita delle aziende speciali Patrimonio Agrigento e Agrigento Social City, il rilancio della Fondazione Teatro Pirandello, il ritorno alla gestione diretta dei servizi pubblici essenziali, la creazione di lavoro stabile e trasparente attraverso selezioni pubbliche. A questi temi, aggiunge Di Rosa, si aggiunge l'argomento che sarà al centro della presentazione di sabato 6 settembre. Lo stato di salute delle casse comunali di Agrigento. Il comune è ormai prossimo al dissesto finanziario, dichiara Giuseppe Di Rosa, e questo non può essere taciuto. Presenteremo i numeri, i documenti e le analisi per mostrare la reale situazione economica dell'ente, proponendo i correttivi immediati da adottare per evitare il suo fallimento. Non promesse ma fatti concreti. Un altro punto fondamentale che sarà discusso sarà la gestione in house del contratto di igiene ambientale e del servizio dei rifiuti. Questo settore, da sempre tra i più costosi e problematici, deve tornare sotto il controllo diretto del Comune di Agrigento attraverso un'azienda pubblica in grado di garantire efficienza, riduzione degli sprechi e trasparenza amministrativa. Con l'appuntamento di sabato, conclude Di Rosa, si inaugura anche il tour dei quartieri che proseguirà settimanalmente per incontrare i cittadini, discutendo con loro i diversi aspetti del progetto. Il percorso Tutti insieme per un Agrigento normale è pensato come una piattaforma aperta che mette al centro i bisogni reali della città, dai conti comunali al rilancio dei servizi, dalla cultura al lavoro fino alla corretta gestione dei rifiuti.